TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige. In Trentino rientro in classe per 45.000 bambini dagli asili nido alla quinta elementare e mentre scende l'incidenza settimanale dei contagi sono 36.000 le dosi di vaccino in arrivo. Sui prati del Talvera a Bolzano ieri folla di genitori e studenti contro la didattica a distanza e l'obbligo dei tamponi nasali a scuola. A Brunico sfilano 500 persone, in gran parte senza mascherina, per chiedere la fine del lockdown. Volley, Itas da favola. Dopo la conquista della finale di Champions, Giannelli e compagni sbancano Civitanova aggiudicandosi gara 1 delle semifinali scudetto. Vittoria anche per l'Hockey Bolzano contro Vienna nella prima partita delle semifinali di Ice League, e nel tennis Jannik Sinner approda agli ottavi dell'Open di Miami. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del giornale radio regionale. In studio a Trento Francesco Maltoni e da Bolzano Giuseppe Bucca che vi sta parlando. Coordinamento tecnico in regia di Andreas Faitelli e Davide Dal Fabbro. Oggi tempo soleggiato con qualche nube alta sottile in transito, secondo il servizio meteo della provincia di Bolzano. In questo momento a Bolzano città ci sono circa 10 gradi, a Trento 9. In apertura la cronaca con lo schianto fatale di ieri in Val dei Moccheni, morto un 46enne, feriti anche i 2 giovani in auto con lui. La tragedia della strada è avvenuta a Palù del Fersina, sulla provinciale, all'altezza del ponte che porta a Fierozzo. E di Fierozzo era Fabio Korn, 46 anni, morto alla guida di una Porsche Cayenne che si è rovesciata dopo essere andata a sbattere contro un palo, forse per eccesso di velocità. L'uomo, sposato e papà di 2 figli piccoli, è stato sbalzato fuori dalla macchina ed è morto poco dopo al Santa Chiara di Trento. Fabio Korn è stato a lungo stimato tipografo di un quotidiano locale e da un mese era arrivata l'assunzione come usciere in Consiglio provinciale a Trento. Stella Antonucci, TGR Trento. Lasciamo la cronaca. Circa 500 persone ieri hanno sfilato a Brunico, in gran parte senza mascherina, per chiedere la fine del lockdown, e sui prati del Talvera folla di genitori e studenti contro la DAD e l'obbligo dei tamponi nasali. Sentiamo. Sulla scia delle grandi manifestazioni anti-lockdown organizzate in Austria e in Germania, anche a Brunico, in Valpusteria, si è tenuta una sfilata di protesta contro le restrizioni anti-Covid. Vi hanno preso parte più di 500 persone, soprattutto famiglie con bambini. I partecipanti, quasi tutti senza mascherina, si sono ritrovati in piazza Municipio per poi sfilare nel centro cittadino chiedendo la fine delle misure anticontagio e il ritorno alla normalità. Manifestazione affollata anche sui prati del Talvera a Bolzano, a organizzarla il gruppo Genitori Attivi, contrari alla DAD e soprattutto ai test nasali fai da te nelle scuole che la provincia di Bolzano impone agli studenti per accedere alla didattica in presenza nelle scuole elementari e medie. Il test è facoltativo, ma a chi lo rifiuta non resta che la didattica a distanza. L'obiettivo della provincia autonoma arancione, coi dati epidemiologici in miglioramento, è di estendere dopo Pasqua i tamponi nasali autosomministrati a quasi tutte le scuole altoatesine. Luigi Grella, TGR Bolzano. Trentino sempre zona rossa, ma oggi rientro in classe per 45.000 bambini fino alla quinta elementare. Per noi alle scuole elementari di Madonna Bianca a Trento c'è Elisa Dossi. Sì, noi ci troviamo a Trento Sud all'Istituto Comprensivo Madonna Bianca, Trentino zona rossa, che anticipa le scelte del governo sulla riapertura delle scuole. Dopo 2 settimane di didattica a distanza, oggi e per 2 o 3 giorni in base ai singoli istituti, 45.000 bambini di nide, materne e elementari tornano sui banchi. Provincia lavoro per riaprire anche medie e superiori al 50% se le condizioni sanitarie lo permetteranno e verosimilmente senza frattura, vista l'attenzione del governo Draghi proprio alla scuola. Favorevoli alla riapertura, i sindacati CGIL e CISL chiedono garanzie sul tracciamento del contagio per tenere aperto fino a giugno. Favorevoli anche molte famiglie. Sabato alcuni erano in piazza rivendicando proprio il diritto alla presenza. Noi ne parleremo con la dirigente della scuola Patrizia Visconti. Questo e molto altro alle 7.40 su Rai 3 in Buongiorno Regione. A tutto restituisco la linea. E cominciano in giornata i lavori della commissione interna voluta dal direttore generale dell'azienda sanitaria trentina Pierpaolo Benetollo dopo il caso della dose di Pfizer alla moglie del dottor Enrico Nava, che ha rimesso l'incarico da direttore dell'integrazione sanitaria. Nel frattempo, sempre in orbita vaccini, si attende l'arrivo più importante di scorte da inizio campagna, 36.000 dosi. Ieri intanto 162 nuovi contagi, con l'incidenza dell'ultima settimana scesa appena sopra la soglia dei 250 casi ogni 100.000 abitanti, un nuovo decesso che porta il totale
a 1342, negli ospedali 251 ricoveri, 45 in terapia intensiva. In Alto Adige il bollettino diffuso ieri dall'azienda sanitaria comunicava altri 3 morti per il Covid. Il totale dei decessi sale a 1113. Resta confortante il dato sui contagi. I casi positivi rilevati sono 79 su più di 6.000 test eseguiti tra antigenici e molecolari. Stabile a 152 casi ogni 100.000 abitanti l'incidenza settimanale. I ricoveri sono 219, uno in meno del giorno precedente e di cui 30 in terapia intensiva, anche in questo caso uno in meno. E per venire incontro ai cittadini che hanno difficoltà economiche per la pandemia, la provincia di Bolzano ha previsto la possibilità di rimandare il pagamento delle tariffe e delle imposte comunali, ma ci sono comuni a cui questo può causare qualche problema di liquidità, per esempio Dobbiaco, dove le abbondanti nevicate quest'anno hanno causato 300.000 euro di spese extra. Con la provincia è stata concordata una soluzione, spiega Andreas Schatzer, sindaco di Varna e presidente del Consiglio dei Comuni. Sentiamolo. Questi comuni, in caso di problemi di cassa, possono chiedere i versamenti correnti della provincia anticipatamente, che vuol dire al posto di ricevere la terza e la quarta rata in settembre e in dicembre, la possono chiedere già adesso. E con gli impianti chiusi per la pandemia andiamo sul Bondone, dove c'è stata un'altra domenica di ciaspole e sci di fondo anche in questo caldo inizio di primavera. Vigilia di chiusura della stagione invernale dello sci, segnata dalla pandemia, dall'assenza degli impianti di risalita e dalle limitazioni agli spostamenti nei periodi di zona rossa. Le piste delle Viotte, grazie all'innevamento, hanno registrato buone presenze soprattutto di appassionati di sci di fondo. Nel complesso dell'inverno vi è stata da parte degli abitanti di Trento la riscoperta delle potenzialità delle montagne di Casa. Grave incidente con il parapendio nel pomeriggio di ieri vicino a Ortisei. In fase di atterraggio un giovane del posto di 28 anni si è schiantato al suolo da una quarantina di metri sui prati del Maso Minert, luogo molto frequentato dagli appassionati di parapendio in Val Gardena. È stato trasportato con l'elicottero di emergenza Pelican 2 all'ospedale di Bolzano con diversi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita, indagano i carabinieri. E siamo allo sport volley, impresa dell'Itas Trentino che in gara 1 delle semifinali scudetto vince in casa di Civitanova. 4 giorni per credere al doppio sogno. L'Itas Trentino chiude la settimana perfetta dopo aver raggiunto a Perugia la qualificazione alla finale di Champions League. Sarà a Verona sabato 1 maggio contro i polacchi dello Zaksa. Ecco l'impresa ieri in gara 1 della semifinale scudetto di Superlega in trasferta contro la Lube Civitanova. Nel campo marchigiano, dove il vento ha soffiato sempre contro i colori giallo-blu, Giannelli e compagni hanno trovato forza, testa e cuore, andando a conquistare un successo per 3-2 che gira subito la serie in direzione di Trento. 25-23, 21-25, 25-21, 24-26, 12-15 set, monumentale Lucarelli, ma bravi tutti i ragazzi di Lorenzetti che non hanno mai mollato nonostante i parziali sfavorevoli del primo e terzo set. Adesso si replica giovedì 1 aprile alla BLM Group Arena, alle ore 20 ci sarà la diretta TV su Rai Sport. Luca Bindi, TGR, Trento. Ice Hockey League, il Bolzano si aggiudica gara 1 della semifinale contro Vienna al Palaonda. I Foxes subito in vantaggio con il capitano Anton Bernhard. Pareggio del Vienna nel secondo drittel, all'inizio del terzo Robertson segna la rete del definitivo 2-1. Nell'altra semifinale il Klagenfurt ha battuto Salisburgo 4-2. In gara 1 dei quarti di Alps Hockey League il Gardena ha perso 3-1 in trasferta con lo Jesenice. E nel tennis, in quasi 3 ore di gioco, Jannik Sinner ha battuto il numero 22 al mondo, il russo Chasanov, e approdando agli ottavi del torneo Masters 1000 di Miami. Il pusterese, attualmente 31esimo del ranking, cede il primo set 4-6, vince il secondo al tie break e completa la rimonta nel terzo 6-4, strappando il servizio all'avversario sul 4 pari. Agli ottavi Sinner affronterà il finlandese Ruusuvuori, numero 83 al mondo. Basket, si complica la situazione dell'Aquila, sconfitta sul campo di Varese 88-70 in quello che era a tutti gli effetti uno scontro diretto in chiave salvezza, ma in partita gli uomini di Lele Molin, costretti a inseguire per tutto il match e incapaci di limitare i tiri da 3 degli avversari. A fine gara il coach trentino ha confessato di essersi vergognato dell'atteggiamento dei suoi nelle battute finali. Prossima gara sabato contro Venezia.
Calcio, 33esima giornata di Serie C, l'Alto Adige Südtirol torna alla vittoria battendo in casa l'Arezzo per 1-0 grazie alla rete di Casiraghi. Vince anche la capolista Padova che mantiene 5 punti di distacco dai biancorossi. E apriamo la rassegna stampa con l'unico quotidiano trentino oggi lunedì in edicola. L'Adige in apertura, la tragedia di Palù del Fersin, a Porsche Cayenne si ribalta, muore Fabio Korn, 46 anni, attivo nel volontariato, era stato tipografo del giornale. In basso ancora cronaca con la fotonotizia, vola nel dirupo per 20 metri, in taglio alto invece lo sport, sci alpinismo, Magnini, altro argento, e poi a centropagina oggi ritorno in classe per 45.000. Sul nostro sito internet rai.it/TGR Trento trovate in apertura rientro in classe dei bambini di nidi, materne ed elementari, il racconto degli incidenti e ancora il racconto dell'impresa ITAS nel volley a Civitanova. La prima pagina del quotidiano Alto Adige, appello ai 75-79 anni, vaccinatevi, è il titolo in evidenza. In Alto Adige solo il 26% della popolazione in questa fascia di età si è recato ai centri vaccinali. Il direttore generale Zerzer, pronti a vaccinare la fascia 70-74 entro la settimana. E sempre di scuola si occupa il Dolomiten e adesso come si procederà? Molti genitori sono al limite dell'esaurimento, scrive il quotidiano. L'Alleanza delle Famiglie lancia l'allarme, la DAD crea forte stress psicologico e come ogni lunedì non sono in edicola gli altri quotidiani. Alla manifestazione contro la DAD e i tamponi nasali a scuola è dedicata in questo momento anche l'home page del nostro sito all'indirizzo rai.it/TGR Bolzano. In chiusura vi ricordo alle 7.40 su Rai 3 l'appuntamento con Buongiorno Regione, saremo in diretta dalle elementari di Madonna Bianca a Trento per la riapertura delle scuole in questi 3 giorni prima delle vacanze pasquali. In studio poi l'ospite l'attore Andrea Castelli. È tutto, buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.